Daydream, anticipazione episodio 145. Jeanne non trova Sanem nel suo cuore. In agenzia cercano senza tregua questo Arturo Capello e finalmente Sanem trova un uomo che lavora in teatro, che conosce l'inglese e che può fare a caso loro. Lei e Jeanne si recano in teatro, assistono a uno spettacolo e al momento degli applausi lui coglie l'occasione per abbracciare una Sanem incredula, congratulandosi per aver individuato la persona giusta. Poi parlano con l'uomo in questione e alla loro proposta egli è talmente emozionato che ha un malore. Mentre Jeanne cerca di rianimarlo, Sanem chiama soccorsi e lo invita a fargli la respirazione artificiale. I due lo accompagnano in ospedale. A casa Edin intanto Nihat tollera a fatica la dieta, chiede a Mekkibè di avere un po' di zucchero nel caffè, ma la moglie gli sottolinea che tutti stanno lottando per lui. Nihat si lamenta anche con Emirre, che gli confessa di aver nascosto qualcosa per lui e appena l'uomo lo riceve è addirittura emozionato. Jeanne e Sanem tornano a casa e discutono delle condizioni dell'uomo, dispiaciuti di avergli causato un malore. Tra loro intercorrono alcuni sguardi e Jeanne le dice che se l'ha guardato così per 2 anni non importa se non ricorda il loro amore, ma sicuramente lui era coinvolto. Sanem vuole preparare dei panini ma non riesce a prendere i piatti posti nello scaffale in alto. Jeanne l'aiuta e i due si ritrovano nuovamente vicini. Jeanne si chiede se lei lo abbia accudito così in passato e la voce interiore di Sanem la rimprovera perché si scioglie subito con lui e invece dovrebbe essere più forte. Sanem però è un po' stanca e Jeanne lo nota dallo sguardo, così se ne va. Poco dopo Sanem dice ad alta voce di aver preparato un ottimo panino, ma Jeanne lo sente da lontano e la invita a non gridare. Il giorno successivo le aspetta un duro lavoro. A casa Edin, Emirre e Leila si coccolano a letto, provano a baciarsi ma il telefono comincia a squillare di continuo. È Jejei che interpella Leila per motivi di lavoro. La ragazza lo raggiunge in salotto, dicendo al marito che sarebbe tornata poco dopo, ma la cosa va avanti per parecchio ed Emirre attende invano, cercando di rimanere sveglio. Leila e Jejei però riempiono il salotto di immagini per il lavoro e tirano a far mattino. Jejei trova un nuovo slogan per la campagna pubblicitaria, ma Emirre è abbastanza scocciato, benché Leila gli confessi di aver fatto un ottimo lavoro con Jejei. Intanto, mentre Jeanne fa colazione, arriva Yuma, che gli ha portato un album di foto vecchie, dall'infanzia al matrimonio di Emirre. Jeanne le dice che ha un lavoro importante e avrebbe preferito che l'avesse chiamato prima di raggiungerlo, dato che deve correre subito al lavoro. Yuma, nell'andarsene, si incontra con Meriban. La donna le dice che non può tornare sempre lì con la scusa di vedere Jeanne. Intanto, a casa Edin, Jejei ha preparato per Nihat la frittata di tofu, ma l'uomo si rifiuta di mangiarla, a meno che Mekkibè non torni a cucinare cibo fatto in casa. Poco dopo, Emirre e Nihat si incrociano ed entrambi concordano sul fatto che Jejei se ne debba andare da casa loro. In agenzia ha iniziato a lavorare il ragazzo che faceva l'hacker e che aveva aiutato Aileen e Mirre a discapito di Jeanne. Ha smesso di fare l'hacker e gli è stato chiesto di allestire una pagina web su Arturo Capello, in modo che Asim possa ricavarne informazioni. Arriva la figlia di Asim, che deve incontrare Jeanne, ma lei non specifica la cosa e viene scambiata per la ragazza che deve fare un colloquio di lavoro come dipendente per l'agenzia. Jeanne è mortificato per questo fraintendimento. Risolto il malinteso, Jeanne invita la ragazza nel suo ufficio e Sanem li segue a raffica per controllarla attentamente. Infatti ricompare la sua gelosia e Sanem comincia nuovamente a comportarsi in modo strano e insensato e a parlare continuamente. Poco dopo Leila avverte Sanem che sono pronti per la presentazione, ma Aisha asserisce che Arturo Capello non si trova. L'ex hacker però ha fatto un buon lavoro e con la scusa di un errore nel nome cercato riescono a trovare notizie su di lui. Aisha, la figlia di Asim, lavora a stretto contatto con Jeanne e Sanem tiene gli occhi ben aperti. Emirre parla con Muso e gli chiede di richiamare Jejei a casa, qualunque cosa accada. Muso prende allora dei fiori per scusarsi con Jejei e farlo tornare. Dapprima lui fa il sostenuto e dice che gli ha spezzato il cuore, ma poi cede. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!